Buongiorno avventurieri. Allora, oggi ci troviamo in Friuli Venezia Giulia, precisamente a Sappada, perché ho preso un appartamento a Santo Stefano di Cadore e sta veramente vicino, e quindi dal Veneto sono venuto qui a Sappada, che sta proprio al confine tra Friuli e Veneto, e ho trovato questo itinerario. Abbiamo trovato, gli altri ragazzi con cui sto, questo itinerario per i laghi d'Olbe, passando per questo bellissimo sentiero che ha questo primo pezzo con le cascatelle. È un sentiero meno turistico, perché ieri che sono stato alle Tre Cime di Lavaredo c'era troppa gente e volevamo cercare qualcosa di meno frequentato, ecco. La giornata è molto bella, pomeriggio dovrebbe peggiorare e dalle 5 da pioggia, quindi cerchiamo di chiudere presto. Affrettiamoci e in marcia. Allora, tutto questo primo tratto della salita è praticamente una pista da sci, e se vedete è praticamente c'è tutta una gettata di cemento, quindi a livello naturalistico questa prima parte è però tutto intorno c'è un bellissimo paesaggio, si vedono insomma qui dietro, non so se si vede là tutta quella cascatella bellissima, altre cascate là, insomma un bel paesaggio di montagna. E poi giù in fondo, che adesso ci sono gli alberi, non si vede, però c'è una bella montagna friulana, e che insomma sovrasta tutto il paesaggio di fronte a noi. Tra poco dovrebbe finire la pista e dovremo prendere un sentiero verso i laghi.
Allora, miei cari avventurieri, raggiunti i laghi d'Olbe, dietro c'è il più grande, l'altro sta qui avanti, piccolino, che poi mi sembra siano altri due più piccoli. Vabbè, insomma, ci siamo fermati là sulle sponde del lago, ci siamo mangiati 2 paninetti, ci siamo rilassati, abbiamo preso un po' di sole e ripartiamo subito per ritornare. Adesso dovrebbe essere tutta discesa, facendo però un altro percorso, così percorriamo un anello e magari vediamo anche altri scorci panoramici, che poi in realtà, come potete vedere, si sta nuvolando. Fortuna di sotto sembra ancora un po' aperto, quindi si sentono le marmotte, si sente il richiamo delle marmotte. E comunque dicevo, prima che si annuvoli completamente, dato che, come dicevo prima, il pomeriggio da pioggia, ci sbrighiamo e ci affrettiamo a tornare alle moto, così poi abbiamo anche tutto il pomeriggio per rilassarci. Che bella la montagna. La discesa è alquanto ripida e i piedi, insomma, chiedono un poco di pietà. Comunque siamo quasi arrivati e piacevolmente abbiamo trovato un rifugio, non sapevo ci fosse, non l'avevo visto sull'itinerario. Rifugio Monteferro. Magari ci fermiamo un attimo qui, vediamo, ci prendiamo una cosa da bere, giusto anche per il piacere di passare dentro un rifugio, che è sempre bello quando si va in montagna. Oh, eccoci rientrati a Sappada. Siamo proprio sulla strada principale. E la giornata ha retto fino all'ultimo, se non qualche nuvoletta, ma veramente irrilevante. L'escursione è stata molto bella, più che altro paesaggio intorno fantastico, quindi a livello sia naturalistico, a parte la prima parte sulla pista col cemento, ma tutto il resto fantastico. Marta è molto stanca oggi, domani la faccio riposare, dai. Tornerò a casa come gamberi, al contrario, per non sentire dolore. Sulle braccia. Sulle braccia, capito? Va bene, avventurieri. Rimanete sempre sintonizzati, quindi iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mettete mi piace al video e commentate. Ciao!